Abbiamo chiesto 30 posti letto in area medica da persone che arrivano al pronto soccorso e che ovviamente invece di tenerle in hobby e farle aspettare possiamo avere un appoggio per queste persone perché effettivamente gli accessi sono tanti. Ridurre la pressione sul pronto soccorso, l'elevato numero di accessi a causa del Covid e del gran caldo ha spinto l'azienda sanitaria a chiedere aiuto all'ospedale San Camillo, dove verranno destinati pazienti negativi al virus ma che necessitano di ulteriori giorni di ricovero. E stiamo ragionando con l'ISRA per avere provvisoriamente 20 posti letto di ospedali di comunità non Covid perché abbiamo il bisogno di mettere persone che si sono negativizzate ma che hanno difficoltà di tornare a casa. È un'ondata estiva di nuovi malati, questa causata da Omicron 5, che nessuno si aspettava e che sta mandando in sofferenza le strutture ospedaliere. D'altro canto il bollettino di oggi registra un boom di contagi, 12.206 in Veneto, 2.204 positivi nelle ultime 24 ore nella Marca, con 13.815 attualmente positivi in isolamento, 129 nel Trevigiano in ricoveri, 3 in terapia intensiva. Siamo in difficoltà, non nascondiamo effettivamente, io ringrazio e ribadisco sempre i nostri operatori per il lavoro che fanno. Abbiamo 140 positivi tra OSS, infermieri e medici e altri collaboratori. Abbiamo oltre 140 persone che non si sono vaccinate. Sommando insieme questi e tenendo conto che continuiamo a mantenere l'attività ordinaria, quindi fare tutto quello che serve e più anche l'abbattimento delle liste d'attesa, effettivamente è una situazione un po' difficile. In 21 comuni della Marca si è già superata la soglia dei 1.000 positivi ogni 100.000 abitanti. La speranza dei sanitari è che per il 15-20 luglio si possa superare questo picco e tornare a scendere, anche perché il Covid ha interessato pesantemente anche dei giovanissimi. Abbiamo avuto dei giovanissimi, ma è normale perché, ecco, come succede con gli adulti, noi abbiamo i ricoveri dei ragazzini, di minori, tanti non sono vaccinati. Abbiamo avuto questi ragazzi di cui 2 effettivamente erano Covid per caso, arrivati dentro solo perché avevano altre patologie ed uno invece che è arrivato proprio con problemi legati al Covid. Numeri di fronte ai quali non sono comunque aumentate le quarte dosi. Le persone fragili non si sono resi conto che loro sono veramente quelli a rischio e il fatto di fare il booster, la quarta dose, li aiuta sicuramente a non venire in ospedale.